si comincia con la battuta di Moretti all'indietro per Natalucci, poi Eusepi, il giro palla del Football 8, ma c'è subito la pressione del Cotton che per poco non la recupera. Allora Tortosa deve tornare ancora di nuovo dietro, gioca palla il Football 8 in retroguardia. Lunedì è riuscito a vincere in Coppa Italia 5-4 contro il Bacci, solite amnesie finali come hanno raccontato anche gli intervistati. Adesso però c'è l'azione offensiva del Football 8 che si conclude tra le braccia di Santarelli. Prova a ripartire il Cotton con il numero 6 Blandino che deve tornare all'indietro da Zamperini. Ancora Zamperini, riesce a trovare Barbarella che cerca di girarsi, sporcato il suo tiro, la palla finisce in fallo laterale. A batterlo sarà quindi il numero 24 Nolano, sarà calcio d'angolo, scusate, per il Cotton Club. La battuta sul secondo pallone, incornata di testa, l'ha toccata Ortame, l'ha mandata sulla traversa, si salva così il Football 8. Un'occasione subito per il Cotton dopo appena un minuto e mezzo. Ci ha messo le mani Ortame. Allora la battuta di Zamperini, pallone che gravita ancora all'interno dell'area di rigore, deve allontanare il Football 8, non ci riesce. Zamperini rimette subito in moto il numero 6 Blandino, ancora una volta a dire di no Ortame che la mette in corner, ma il Football 8 sta subendo la pressione del Cotton. Ora questa occasione, ancora un corner, sempre sul secondo, c'è un'incornata di testa, arriva il gol dell'1-0 del Cotton che sblocca alla terza occasione creata. Molto probabilmente ha segnato il capitano Zamperini come all'andata, questa volta però sigla l'1-0 per il Cotton. Allora Moretti, Natalucci, Eusepi in avanti proprio per Moretti, lo pressa molto bene il numero 23 Conti, può ripartire il Cotton, si gira male però Barbarella, sarà fallo laterale. Un'occasione, 3 occasioni di fila create dal Cotton, alla fine è riuscita a sbloccare Natalucci, fermato il suo filtrante, ci riprova ancora Natalucci, questa volta trova il compagno Eusepi che calcia verso la porta, vicinissimo al palo, risponde così il Football 8. Zamperini, il muro di Nolano che si appoggia all'indietro, gioca qui sotto la nostra postazione il numero 6 Blandino, poi Lippi deve tornare nuovamente indietro, sbaglia tutto però il compagno, sarà fallo laterale per il Cotton. Batte Zamperini verso Lefebvre che viene incontro, di ritorno ancora per Zamperini. Ora il numero 23 Conti, ancora pallone per Cristian Conti, Zamperini in avanti a cercare Blandino, lui a commettere fallo, secondo l'arbitro che batterà il numero 2 Lippi, subito per Natalucci, cambia tutto su Tortosa, ancora Natalucci, a spazio Moretti, per il capitano, cerca di girarsi Moretti, viene fermato, riparte il Cotton, lancia in avanti per Lefebvre che addomestica bene, deve appoggiarsi però per Blandino che si inserisce molto bene, si guadagna il centro del campo, cerca di concludere a rete, viene fermato, allora ci riprova il Cotton con Cinicola, gioca dentro Zamperini, riesce ad intervenire, poi però Tortosa mette in modo Lippi che sbaglia il pallone per il numero 8 Eusepi, dall'altra parte subendo il Cotton, l'abbiamo detto, ma un inizio molto aggressivo, scusate, sta subendo il Football 8 per l'inizio molto aggressivo del Cotton. Ora però prova a rispondere il Football 8 con Moretti, il muro del numero 22 Cristian Conti, poi ha cercato un aggancio volante Tortosa, difficile
il controllo. Adesso Cristian Conti per vie laterali su Zamperini, che alza la testa, riesce a trovare dentro un compagno. Poi Lefebvre per all'indietro per Conti, alza la testa, il cross sul secondo palo, ancora un'incornata, la palla tocca la traversa ed entra, questa volta a metterla dentro è il numero 7 Barbarella, che all'andata invece segnò una doppietta e 2-0 Cotton. Non è finita però, perché siamo solamente al 6° minuto, c'è ancora tanto tempo per recuperare. Ora Lippi, poi pallone giocato per Cosimi, la recupera ancora una volta il Cotton, poi la palla esce in fallo laterale, sarà proprio Cosimi a battere. Vengono incontro i compagni, decide di andare lungo su Lippi, e se la perde l'arbitro affida la rimessa laterale a Zamperini, scambia con Lefebvre, sbagliato il pallone di ritorno, riesce comunque a tenerlo in campo Lefebvre, poi però il cambio di gioco non riesce. Allora Tortosa, Eusepi, giocata la palla ancora alla retroguardia del Football 8, di nuovo Eusepi, chiuso bene il Cotton, fa fatica a trovare varchi il Football 8, che si trova alla terzultima posizione del campionato, deve cercare di vincere quest'oggi, anche perché questo permetterebbe di allungare sugli Hammers, che hanno perso 3-1 con il Real Granella, di approfittare anche della partita che oggi il De Angelis deve giocare contro la Pisana, scusate, non contro la Pisana. Allora Zamperini, mentre il Cotton vincendo oggi appunto approfitterebbe della sconfitta della Pisana per portarsi alla prima posizione da solo in campionato, credo che sia la prima volta quest'anno, è abituata però il Cotton a stare lì sopra. Cade adesso Blandino scivolando sul pallone, restituisce sportivamente Blandino. Dai la palla, che punizione! Sei sempre a dormire! Molto sportivo qui il numero 6 Blandino, che è andato a restituire il pallone dicendo appunto di essere scivolato. Natalucci, c'è la solita pressione di quelli del Cotton, riesce a liberarsi di Lefebvre, che rimane però lì a far notare la minaccia a quelli del Cotton. Poi il lancio di Eusepi esce in fallo laterale, ma comunque una posizione non facile per il Cotton, cercherà di pressare il Football 8, viene incontro Lefebvre, Zamperini alza la testa, cambia tutto dall'altra parte per Barbarella, che non riesce a controllare. 2 gol di testa per il Cotton quest'oggi, la serie a volte ritornano, hanno segnato proprio gli stessi marcatori dell'andata, solo che Barbarella aveva trovato una doppietta, per ora ha trovato un gol, mentre Zamperini, come abbiamo detto, aveva firmato e siglato il gol del 3-2. Adesso quello che sta subendo di più il Football 8 è proprio la pressione da parte di quelli del Cotton, che vanno a prendere alto i giocatori in maglia viola, che fanno fatica fino ad ora. Lippi cerca di metterla dentro, la ferma addirittura il numero 24 Nolano. Poi Cristian Conti in avanti per Lefebvre, che di prima voleva forse mettere in moto qualche compagno, non ci è riuscito. Allora Eusepi, Natalucci, Lippi, Tortosa, no, scusate, era il numero 7 Cosimi,
Ora recupera palla Nolano che va dalle Fevre alla porta davanti a sé, c'è solo Ortame tra lui e la porta. Ortame si impone molto bene mandandola in calcio d'angolo. Ancora un intervento da parte del numero 1. Può andare Nolano, cross sul secondo, rischia sempre il Football 8 quando ci sono calci da fermo. Devastante possiamo dire il Cotton sui colpi di testa. Ancora una volta qui era saltato Barbarella che voleva forse replicare il gol del 2-0, non ci è riuscito perché non ha trovato la porta, ma staccano sempre quelli del Cotton in area. Natalucci a ricevere, a cercare di impostare la manovra della propria squadra. Poi Tortosa di prima ferma molto bene Nolano. C'è lì Barbarella che torna proprio dal numero 24, che alza la testa, allarga per Blandino che la riceve proprio sotto la nostra postazione. Palla giocata da là per Cenicola. Rientra Barbarella, il tiro in due tempi la blocca Ortame al limite dell'area di rigore sul lato corto. Eusepi non facilissima la presa di Ortame, forse anche perché aveva davanti una schiera non indifferente di giocatori. Cosimi, Natalucci in avanti, pallone che passa ma arriva direttamente al numero 1 Santarelli, pressato da Moretti, costretto a prenderla con le mani, a servire con le stesse il numero 6 Blandino. Un po' lungo questo suggerimento che si spegne sul fondo. Siamo al minuto 12, quindi quasi alla metà di questo primo tempo che ha visto per ora solamente una squadra in campo. Scudi di tromba da parte solo del Cotton e qui rimane contuso Moretti. Secondo l'arbitro è stato affrontato in maniera fallosa, sarà quindi calcio di punizione. Ma che dici? Ma cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Ma non lo pisi, dopo mi fermo e fischia fallo. Le proteste da parte di Cristian Conti, sempre nel campo di quello che è lecito. La prossima ci sarà un time out per il Cotton. C'è Natalucci sul pallone, potrebbe fare male da lì. Natalucci il fischio dell'arbitro, si allontana Eusepi, parte Natalucci, il pallone passa, la tocca Moretti a 1 metro dalla porta, colpisce il palo, non riesce a ribadire in rete Tortosa, ma che occasione per il Football 8. Che occasione per il Football 8, finisce, si va così, diciamo, in pausa, in time out. Per poco non trova il gol Moretti, 22 gol all'attivo per lui, capocannoniere della Serie A della Lega Calciotto, mentre 12 gol per il capocannoniere del Cotton Barbarella. Giocatore molto duttile che dà una grande mano alla squadra di Giuseppucci, trovando spesso, appunto, come abbiamo detto, anche i gol che sono sicuramente importanti.
diciamo al Football 8, qualora dovesse trovare i 3 punti oggi, ma sembra sempre più ardua come impresa, però qualora dovesse riuscire a trovare i 3 punti scavalcherebbe il Cottini che si trova a quota 16 se non sbagliamo, andrebbero 18 punti, pari punti con il De Angelis che appunto oggi gioca in contemporanea contro il Peperino. Si può riprendere dopo un minuto di time out, palla in mano di Santarelli che la gioca subito per Zamperini, solito pallone in avanti, lo ferma bene Cosimi. Allora Cenicola, Lefevre di ritorno proprio per il numero 22 che cambia gioco da Blandino, ottimo il colpo di tacco per Zamperini che va al cross, questa volta si impenna, viene ripreso da Cristian Conti che è veramente l'allenatore in campo, consigli per tutti e anche strigliate quando pensa che ce ne sia bisogno. Eusepi, Lippi, lo ferma bene Zamperini, poi subisce anche fallo d'esperienza, fa rifiatare propria formazione, proprio Cristian Conti alla battuta. Ci arriva solo Ortame quando la palla sta quasi per uscire, allora prova a ripartire il Football proprio con Eusepi, Cosimi, Forconi, Tortosa, Moretti, una sorta di velo, non ci arriva Cosimi e allora fallo laterale per il Cotton, sarà Zamperini a battere la touche con la pressione da parte di quelli del Football 8. Decide quindi il numero 21 di andare alla rimessa lunga verso Barbarella che ha cercato poi un cross al volo che non è riuscito, prova a ripartire il Football 8 con Natalucci. Eusepi di prima cerca Moretti, fa buona guardia il Cotton, ma ancora in possesso del pallone il Football 8, deve tornare però addirittura indietro da Ortame che rischia qualcosa qui sulla pressione di Barbarella, poi Tortosa cerca di girarsi, non impensierisce più di troppo Santarelli che la blocca in 2 tempi, riparte il Cotton con Cenicola, cambio di gioco, pallone per Blandino, anche una Veronica per lui, non passa il pallone in mezzo a 2 uomini, deve tornare allora all'indietro su Zamperini, si impenna la palla, Blandino di testa, la gioca per Barbarella, all'indietro proprio per Zamperini che cambia gioco facendo un po' di chiarezza nella manovra del Cotton, sbaglia però poi Cenicola, allora fallo laterale, riceve Moretti, s'appoggia, Natalucci, cambia tutto su Lippi, spazio Lippi, alza la testa, cerca il secondo palo, la tocca Cenicola e poi interviene Santarelli, involontariamente praticamente gliel'aveva stoppata il numero 22, qui invece Ortame la fa sua, va da Cosimi, Natalucci, si va da un fronte all'altro, cerca di rendersi un po' più pericoloso il Football 8 che è andato alla conclusione già qualche volta prendendo anche un palo poco prima del time out chiamato dal Cotton con Moretti che aveva corretto il tiro di Tortosa, qui si guadagna fallo Barbarella, calcio di punizione importante che permette anche al Cotton Club di respirare. Siamo sulla 3/4, vediamo se si cercherà il tiro diretto a rete sul pallone nolano. Cenicola si sovrappone forse sulla fascia, due in barriera per Ortame che non si fida, fischia l'arbitro, parte Nolano, la palla che va a colpire i tabelloni
dietro la porta difesa proprio dal numero 1 del Football 8, ma si spegne così, nulla di fatto. Zamperini in avanti per Barbarella, buono il controllo del numero 7 che mantiene palla, fa salire i suoi, cerca di sbrogliare la matassa ma trova un difensore, poi Moretti. È stato intercettato il pallone da Zamperini, non era molto probabilmente retropassaggio, questa poi però sempre a interpretazione del direttore di gara. Lancio per Barbarella, non riesce il numero 7 ad arrivare, viene scavalcato dal pallone qui Lippi. Era sembrato averla tenuta in campo inizialmente. Allora proprio Zamperini alla battuta di questo fallo laterale sotto la sinistra della nostra postazione, va per Matozzo, ritornare addirittura all'indietro da Santarelli, cioè la pressione di Moretti, deve allontanare poi anche Nicola. Buono qui il pressing del Football 8. Tortosa, Eusepi alza la testa, c'è Natalucci lì vicino, lo serve, di ritorno proprio per Tortosa, si vede bene il Cotton, fa fatica il Football 8 a trovare il varco giusto, per Tortosa. Moretti, scusate, Eusebio può girarsi, poi la palla per Lippi che sbaglia il cross di prima intenzione, palla che sfila sul fondo quando siamo al 22esimo circa, mancano 3 minuti alla fine, più recupero. Zamperini, Blandino se ne va sul fondo, riesce a passare su Cosimi che è costretto a trattenerlo e a concedere calcio di punizione, viene anche ammonito il numero 7. Vediamo se Nolano cercherà la porta da lì, potrebbe essere una delle tante opportunità, quella proprio di calciare verso la porta. Mucchio davanti ad Ortame, parte Nolano, è uno schema al limite dell'area per il tiro di Zamperini che non riesce, la blocca Ortame. Eusepi, 23esimo di gioco, allarga per Tortosa, Natalucci, ancora Eusepi, ferma tutto molto bene Blandino che si spende anche in fase difensiva. Qui può ripartire il Cotton con Nolano, viene fermato, ancora Blandino che allarga su Zamperini, da dietro addirittura il numero 6 Nicola. Nolano la toglie per un momento Eusepi, poi prova in una seconda battuta ad accaparrarsi del pallone Natalucci, non ci riesce, allora non la so, spazio per calciare e trova benissimo la porta, non può nulla Ortame. Il 3-0 del Cotton Club ad 1 minuto dalla fine del primo tempo, ha segnato Nolano. Moretti, Eusepi, Cosimi, prima Eusepi, Natalucci, Lippi, ritorno per Natalucci,
ferma tutto Nolano. Matozzo cerca di inserirsi, ancora Matozzo, alla fine se la perde, può ripartire il Football 8. Lippi, arriva il duplice fischio, finisce 3-0 questo primo tempo per il Cotton. Parte direttamente Barbarella che calcia lontanissimo la porta. E ricomincia così questo secondo tempo. Importante sarà per il Cotton mantenere intatta la casella dei gol del Football 8, perché vorrebbe dire aver fatto un ulteriore passo di maturità, perché poiché abbiamo visto la partita precedente, abbiamo assistito a dei cali di tensione contro gli Hammers che hanno visto prevalere poi di misura per 4-3 il Cotton Club. Non vuole che accada questo oggi Giuseppucci, che ha chiesto ripetutamente alla squadra di cercare di non subire gol. Poi è chiaro che c'è anche un'altra squadra, il Football 8, che non ha certo nulla da Dai, mostro, la palla, dai. Tortosa restituisce sportivamente il pallone al Football 8, al Cotton, scusate. Zamperini, Nolano di prima, all'indietro verso Conti. C'è Nicola, lungolinea, trova Matozzo, ancora Matozzo, cerca di rientrare sul sinistro, non riesce il tiro, può ripartire il Football 8 con Moretti che riesce a tenerla in campo, deve intervenire, è scivolata Cristian Conti a mettere in fallo laterale. Allora Tortosa la touche all'indietro per Eusepi, cerca di scavalcare Matozzo, ci riesce, poi interviene Cinicola, ancora fallo laterale. Siamo sempre lì sullo stesso fazzoletto di gioco. Dentro invece questa volta per il colpo di tacco di Lippi. Si spegne alto sopra la traversa. Incursione pericolosa questa del Football 8. Zamperini allora. Sponda per Nolano di Barbarella, ancora Matozzo per Nolano, questa volta riesce a vincere il duello tra i due Ortami, a mettere in corner. È una sfida aperta tra Nolano e Ortame, un duello per parte, questa volta abbiamo detto appunto ha avuto la meglio Ortame, deve cercare il Football 8 a differenza del primo tempo di non farsi schiacciare troppo nella propria metà campo, perché più il Cotton rimane, sembra una cosa banale, però è così, più il Cotton rimarrà nel centrocampo del Football 8 e più il Football 8 rischia di prendere gol per la grande qualità che c'è in campo, tanti tiratori scelti, quelli del Cotton, bravi anche in aria, abbiamo visto con i colpi di testa di Zamperini e Barbarella. Qui Matozzo non riesce a controllare all'interno dell'area di rigore. Allora Ortami per Tortosa di testa verso la parte di campo dove c'è Cristian Conti che la rilancia lontanissimo. Allora Forconi, Natalucci, c'è la pressione di quelli del Cotton, riesce a servire Eusepi, si allarga per Lippi, Natalucci rischia qualcosa nel controllo, il numero 6 Borrelli, costretto poi a metterla in fallo laterale. Buona la pressione, lo ripetiamo, del Cotton finora, che sta mandando sempre in difficoltà il Football 8 nel giocare il pallone. Nolano, una palla per Matozzo un po' alta, forse non riesce a controllare, chissà che l'intenzione non fosse quella di servire Barbarella. Poi Lippi di prima, Moretti ha cercato di salire ancora nella classifica cannonieri, è andato vicinissimo alla traversa, sarà calcio d'angolo.
Parte il Footballette con questo corner, riesce a salvarsi in qualche modo il Cotton. Adesso riparte, abbiamo giocato per Matozzo Caspazio, calcia, bravissimo Ortame a fermare il pallone per 2 volte, non è finita ancora Matozzo, il tiro e questa volta arriva il gol, il 4-0 del Cotton Club. Al secondo tentativo è riuscito il numero 11 a freddare Ortame e 4-0 ha segnato Matozzo. Allora Natalucci, Lippi, ancora Natalucci, adesso sono 4 i gol che dividono Footballette e Cotton Club. La giocata verso Lippi che cerca un dribbling di troppo, lo ferma benissimo Cristian Conti che fa ripartire poi il suo Cotton. Nolano, stavolta di ispirare il numero 44 Lefebvre, ottimo il colpo di tacco per Matozzo, fermato all'ultimo da Borrelli, poteva essere la cinquina per il Cotton. Sarà Matozzo a battere questo calcio d'angolo, dentro salta Barbarella, ferma però sulla linea Ortame. Tortosa riesce ad intervenire, Barbarella riesce a intervenire però anche Ortame con il ginocchio ad impedire il gol del numero 44. Riparte adesso il Cotton con Moretti che si guadagna questo calcio di punizione per il Footballette. Subito Natalucci verso Eusepi, Lippi cerca il cross che non passa, ancora Lippi con le mani per Eusepi che si gira, conclusione troppo alta. 7 giocati. Zamperini, lancio verso Matozzo, interviene Ortame. Eusepi, è un altro Cotton rispetto a quello dell'andata, molto più cattivo, molto più cinico e molto più concreto. Blandino cerca di giocarla, rimane contuso proprio il numero 6 in questo intervento. Cambio di gioco per Cinicola. Ancora Cinicola per Zamperini. Spazio per calciare, la palla rimbalza davanti ad Ortame e si infila nell'angolino basso, è il 5-0 del Cotton Club, è la doppietta di Zamperini, è veramente una festa qui per il Cotton che è praticamente da solo, primo in classifica. Un quarto d'ora alla fine di questa partita, deve quantomeno cercare di salvare l'onore il Footballette. Moretti cerca di girarsi, va da Lippi, il cross proprio per Moretti che non passa, Eusepi! Il miracolo di Santarelli che dice di no al numero 8, sarà il calcio d'angolo.
Eusepi batte subito per Lippi che è riuscito a girarsi, lo ferma però Conti. Stoppa la palla Natalucci che cerca il tiro dalla lunga distanza. Che intervento di Santarelli che ha impedito il gol. Che ha impedito il gol di Eusepi. Proprio lui qui alla rimessa per il colpo di testa di Lefebvre. Si inserisce Blandino. Il poco alto sopra la traversa. Natalucci. Eusepi intercetta Nolano. Ancora Natalucci. Eusepi. Tortosa. Eusepi. Natalucci. Ferma tutto Cenicola, riparte il Cotton. La palla per Matozzo. Ancora Matozzo, palla sul sinistro. Fermato da Borrelli. Arriva allora da dietro Blandino che calcia ancora una volta verso la porta. Pallone che sfila fuori. Lungolinea qui per Tortosa. Riesce ad arrivare sul fondo. La gioca dietro per Eusepi, di prima intenzione lo fermano in due addirittura. Poi il lancio per Lefebvre. Lo stop, il tiro, il 6-0 del Cotton Club. Che gol di Lefebvre. Un gol possiamo dire proprio alla Lefebvre. 6-0 ha segnato il Principe. Natalucci, Eusepi, Tortosa, ancora Eusepi, Natalucci, Tortosa, sempre per il numero 8 scambiano lui il numero 15, cerca di girarsi Tortosa, lo ferma Cenicola, secondo l'arbitro fallosamente, sarà calcio di punizione battuto subito dal Football 8. Lippi, Natalucci. È difficile quest'oggi imbucare il Cotton Club che sembra essere veramente concentrato e sul pezzo. Cosimi la mette giù, cerca di dare ordine. Pallone che arriva a Natalucci, in avanti per Moretti, la controlla, cerca di rimetterla dentro, non ci riesce. Allora Conti, Zamperini. Rischia qualcosa, torna proprio dal compagno di reparto, si allarga Cenicola, decide invece di lanciare lungo Conti per il taglio di Lefebvre, si inserisce Nolano, ancora Nolano, vertice dell'area, questa volta lo fermano addirittura in 3 e non è neanche calcio d'angolo perché è stato lui l'ultimo a toccare. Scoccata a poco la metà di questo secondo tempo, adesso si dovrà giocare altri 12 e 30 circa e poi il triplice fischio, partita che onestamente sembra già archiviata. Eusepi, Moretti che è alla ricerca quantomeno del gol personale per continuare a viaggiare in classifica cannonieri. 13 giocati. Allora adesso fallo laterale, Lippi, Natalucci, ferma tutto Nolano. Eusepi, la girata che non riesce del numero 8. Lancio verso Blandino che la controlla, non bene, benissimo, ancora Blandino. C'è Nolano in appoggio, decide invece di andare da Zamperini. Cenicola di prima in avanti verso Barbarella, ancora Nolano, scarica il destro, stavolta però non trova la porta il numero 24. Ortame, Lippi non controlla benissimo, riesce comunque a guadagnarsi un fallo laterale. Blandino verso Lefebvre, chiede palla a Barbarella, viene servito, cerca di piazzarla e
si divora il gol del 7-0, sarebbe stata la doppietta personale per lui, niente da fare. Eusepi, Moretti, lo ferma benissimo Cristian Conti, proprio a ricevere il numero 23 Zamperini, leader silenzioso Zamperini anche per quanto riguarda le interviste. Lui ha deciso di non farsi intervistare fino a che il Cotton non vincerà il titolo. Sempre fatto così, dice lui. Poi il tiro di Barbarella, il pallone rimane lì, non era riuscito a controllare Ortame, non è riuscito neanche Lefebvre a concludere a rete. Un rischio, l'ennesimo per il Football 8. E adesso cerca di uscire dalla pressione del Cotton Club con Borrelli a lanciare verso Moretti. Chiude tutto Conti, che la gioca molto bene per Nolano. Poi c'è Nicola, la spedisce in avanti, riesce ad arrivare sul pallone Lefebvre ma non riesce a servire Barbarella, che poi però si guadagna il pallone sull'incertezza del numero 3 Forconi, e il 7-0 del Cotton Club si fa subito perdonare per l'errore di qualche istante fa. Trova appunto la doppietta personale anche Barbarella. Moretti, Blandino, si ferma Cristian Conti addirittura ad aspettare quelli del Football 8. Buonissima la sponda di Lefebvre per Nolano che imbuca il numero 6 Blandino. Non si ferma più questo Cotton, inarrestabile. 8-0. Eusepi, Tortosa, Forconi, Natalucci, Eusepi, cerca il tiro, c'è Nicola però, Cosimi, cerca addirittura tentativo forse dalla distanza, Blandino. Natalucci, Eusepi, partita che è praticamente finita. Di orgoglio il Football 8 che non vuole mollare fino alla fine, vorrà comunque continuare appunto. Borrelli, il tiro alto sopra la traversa, è un buon tentativo quello del Football 8 che si guadagna anche un corner. Chiede palla Tortosa, pallone che arriva invece a Cosimi che non controlla benissimo. Allora Ortame, c'è lì vicino Natalucci, decide invece di andare per Borrelli. Eusepi la perde, può approfittarne Lefebvre, ferma tutto in un primo momento Natalucci, poi però conclude a rete Nolano, il 9-0 del Cotton Club. Diventa difficile poi anche commentare una partita che dilaga così, veramente finita. Qualche gol fa questa partita. Barbarella non trova i compagni, allora Ortame cerca una risposta dal Football 8, purtroppo non è arrivata.
Natalucci fermato da Cinicola quando siamo al 20° quasi, che sta per scoccare. Hanno giocato per Eusebi che se la porta sul destro, ferma in scivolata Cinicola. Cinicola in avanti verso Lefebvre che si gira per il principe Lefebvre, cambia tutto in maniera erronea, però non ci arriva Blandino. Natalucci, Eusebi, Lippi, il cross verso Natalucci che non si intende con il numero 2, pallone che finisce sul fondo. Allora Cinicola, prima il pallone per Nolano che ha spazio, entra in area, lo ferma Ortame, può ripartire il football 8 con Tortosa, pallone giocato per Eusebi. Natalucci, cross basso, ferma tutto Conti, forse uno dei migliori dei suoi, sono stati tutti bravi, una partita in cui abbiamo visto 9 gol, però bisogna rammendare anche quanto sia importante la fase difensiva di questa squadra quest'oggi, che è riuscita a fare 9 gol e a subirne 0. Zamperini, Nolano, Santarelli, Conti, no, per Santarelli, Blandino, intercetta con la sua Tortosa che va da Eusebi, la gioca per il numero 7 Cosimi, e qui è fondamentale l'intervento di Santarelli, veramente provvidenziale, il numero 1 che salva il Cotton ancora una volta. Lefebvre combatte lì dietro con Borrelli, fischia l'arbitro, il calcio di punizione per il football 8, cerca di controllare Eusebi che riesce a giocare con Natalucci, di ritorno proprio per il numero 8, viene messo giù Cosimi da Cinicola, sarà calcio di punizione da una posizione invitante, magari per Natalucci o per Eusebi, appunto per accorciare le distanze. Quattro in barriera, fischia l'arbitro, parte Cosimi, il pallone passa all'angolino, c'è Santarelli, 3 volte decisivo anche lui, nonostante i tanti gol del Cotton. Bisogna rammendare gli interventi di Santarelli. Tortosa, Natalucci, al volo prova Eusebi, pallone che sfida, dicevamo appunto che il numero 1 del Cotton si è fatto trovare preparato quelle poche volte che è stato chiamato in causa, e questo è appunto, questa è la caratteristica fondamentale di un portiere. Tortosa, Eusebi, Borrelli, impressione quelli del Cotton, la recupera Lefebvre. Qui Barbarella si impossessa del pallone che doveva arrivare a Forconi, anticipato da Barbarella, 10-0, ferale il Cotton qui alla Stella Azzurra.
Cosimi per Eusepi, Tortosa, 10 secondi alla fine. Fermati, fermati, fermati Davide! Fermati! Natalucci. Arriva il triplice fischio dell'arbitro in una partita che ha visto 10 volte in rete il Cotton Club, che si porta per la prima volta in questo campionato in vetta alla classifica. Adesso può guardare tutti dall'alto, battuta d'arresto veramente sgradevole quella del Football 8, che però è ancora in corsa per la salvezza, pienamente in corsa.